Sono riprese le sedute itineranti del Consiglio provinciale, che intende uscire da Palazzo Piloni e toccare tutte le località del territorio. È stata l'occasione per approvare il rendiconto della provincia 2022, che chiude con un avanzo libero di circa 1.800.000 euro, quindi devo dire un risultato anche importante dal punto di vista economico, che però al momento noi teniamo fermo, soprattutto in vista di capire qual è l'intervento da parte di ANAS per il pagamento delle manutenzioni straordinarie e ordinarie sulle strade ex ANAS. È stata un'opportunità per far conoscere il territorio, la immensa bellezza di questo territorio, ma anche la fragilità che ha il comune di Chies. È stata anche un'occasione per far conoscere le potenzialità del comune di Chies, che soprattutto la potenzialità sull'acqua, in quanto è attraversato da 8 torrenti. Questo territorio ha anche 24 sorgenti e 2 centraline. Abbiamo anche puntato così il dito perché l'altro anno avevamo messo in previsionale 400.000 euro di entrate alle nostre centraline e purtroppo con l'anno Horribilis 2022 le entrate sono state solamente 120.000 euro, quindi abbiamo dovuto riequilibrare il bilancio con l'avanzo di amministrazione. All'ordine del giorno c'era poi anche la relazione della consigliera provinciale di parità. Ho presentato anche il programma di cui mi occuperò nel 2023, che ci sono dei temi molto importanti. Uno è la continuazione del progetto di cui appunto mi sono già occupata l'anno scorso, dei seminari, che quest'anno insieme alle organizzazioni sindacali faremo dei corsi di formazione all'interno delle aziende. Tornando all'acqua, nel Consiglio si è parlato anche degli impianti ittiogenici di Tomo e Bolzano Bellunese, con l'approvazione di una convenzione tra Provincia e Veneto Acque per la realizzazione di forme di supporto per l'incremento della produzione negli incubatori e negli allevamenti colpiti da vaia.